Ben ritrovati ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite il dottor Mario Canciano Canciani, che è presidente allergopneumologo, pediatra ed è presidente dell'associazione Alpi. Ed è proprio con, intanto buongiorno, grazie per essere qua. Buongiorno. E ben ritrovati perché ricordo, no, è stato diverse volte ospite della nostra trasmissione per darci i suoi preziosi consigli su come utilizzare i vari aerosol, i lavaggi, i cosa farmaci. fare. E in questo caso il dottor Canciani ci parla di un'iniziativa dell'associazione Alpi, e quindi iniziativa che è seguita anche dal medico, appunto, dallo specialista che è presente, praticamente i corsi di sci di fondo. Corsi di sci di fondo anche per chi ha problemi respiratori. Bene, questo è il terzo anno che facciamo insieme al gruppo sportivo Alpini. Loro sono già 50 anni che li fanno questi corsi, però per atleti. E siccome lo sci da fondo è una delle attività fisiche più consigliate per chi ha problemi respiratori, asma, bronchiti croniche, altre patologie, anche conseguenze di interventi, malattie oncologiche, eccetera, per chi ha problemi di respiro, insomma, abbiamo deciso di partire. Siamo partiti 3 anni fa con un piccolo gruppo di 40, lo scorso anno eravamo 100, quest'anno 115, ma perché abbiamo bloccato le iscrizioni qualche settimana fa. Ma gli anni passati, anche perché c'era la volontà di fuggire, di far parte di un Ecco, gruppo giusto. sportivo, è vero, È vero. perché con il Covid tutti si era bloccati, non si poteva neanche andare a sciare, a meno che non si facesse parte del gruppo. Giusto. Ma quest'anno invece, che non ci sono restrizioni, Giusto. quindi è significativo, Sì, no? perché quest'anno mi sarei atteso un caglio, giustamente. Però abbiamo dovuto bloccare che non avevamo più sci da consegnare né maestri che seguissero i bambini. E quello che mi ha colpito ancora di più è che abbiamo avuto un grosso aumento degli adulti, perché sono 115, metà bambini e metà adulti più o meno. Ecco. Quindi sia genitori di bambini sia non genitori che sono venuti per i loro problemi di salute. Perché fa bene lo sci da fondo? Prima di tutto perché si sta in ambienti incontaminati, quindi aria che pulita. poi parla con una accesa Giusto. Sostenitrice dello sci di fondo, Esatto. ecco, proprio praticato Esatto. per anni, quindi un grande amore. Anch'io lo faccio, ecco. Dall'80 che lo faccio. Quindi ambienti incontaminati, quindi senza inquinamento, e in questo momento proprio di picchi di inquinanti è un'ottima cosa. Seconda cosa, si allarga molto la gabbia toracica, quindi i muscoli respiratori, che sono quelli che ci aiutano, soprattutto nelle crisi di asma, di bronchite, eccetera, a respirare meglio, si rinforzano. Terzo, tutti i movimenti ritmici fanno bene al corpo. E quarto, è un'attività aerobica, quindi diciamo non prevede grossi sforzi improvvisi, ma sforzi continuati, più o meno sempre uguali. Beh, dipende, perché quando si devono affrontare salite di un certo livello, cioè, lo sforzo c'è, l'impatto c'è, però se si sceglie la pista giusta. Prima scegliamo la pista, poi lo sci da fondo che è in atto nei paesi nordici, io in Finlandia l'ho praticato con i colleghi con cui collaboro da 40 anni, non ci sono grandi salite e discese, è abbastanza piatto, c'è qualche salitina, ma non ci sono. In ogni caso noi scegliamo la pista, questo è vero, quindi diciamo non ci sono grossi dislivelli da fare. Quindi diciamo questi 4 motivi fanno in modo che una persona che ha questi problemi, soprattutto asma, stia meglio. E non solo... Mi tolgo una curiosità, che tecnica usare? Esatto. Perché il passo alternato oppure la tecnica libera? Esatto. Fanno bene tutte e due? Allora, si parte col passo alternato, quindi diciamo quello nei binari. Quello ecco. nei binari. E poi quando se la sente e uno vuole provare, si fa lo skating, cioè il pattinato. Sì. Quello diciamo in cui come si pattina, ecco diciamo, certo. si va. Diciamo il secondo è più veloce e soprattutto ai bambini dà più soddisfazione.
Quello che mi ha colpito molto è che diversi bambini che provenivano dalla discesa e non volevano passare al fondo, perché dicevano, ah, ci si stufa sempre lì, invece si divertono molto di più della discesa. Primo, non ci sono da far file, quindi come la discesa, schili, aspettare. Poi, non ti devi guardare le spalle perché ti arrivano persone. Poi secondo, la spesa è molto minore, sì. Poi in questo caso diamo tutto noi con un piccolo contributo, quindi sia racchette, sia sci, sia anche scarpe, che possono tenere tutta la stagione, anche al di fuori del corso. E poi diciamo, si sono accorti che l'ambiente, vedere questi ambienti innevati dove senti solo il rumore del tuo movimento, eccetera, che ti appassano i caprioli, i cervi, di tutto vediamo che succede, specialmente dopo il corso facciamo ogni domenica, andiamo in una pista diversa della regione, oppure sempre intorno ai confini, o dell'Austria o della Slovenia, quindi facciamo, l'altro anno fino a aprile abbiamo sciato, ogni domenica. Eh sì, perché ci sono dei posti in cui la neve c'è, magari rimane, no? Quindi anche chi fa discesa... Noi, paesaggi, cioè la Val Saisera è il classico posto, Gli altri anni facevamo il corso all'Arena Paruzzi, a Tarvisio, perché è piatto e li abbiamo tutti sott'occhio, no? Anche per me che faccio la parte medica. Quest'anno purtroppo non c'è neve e siamo emigrati in Val Saisera, dove andavamo lo stesso però alla fine del corso. Però ci sono dei posti in Val Saisera in cui poter trovare abbastanza in piano, no? Sì. Abbiamo scelto poco prima dell'anello finale, c'è una parte piatta dove fanno lì i bambini, gli adulti invece fanno più su. Ecco. E l'altro anno abbiamo fatto anche uno studio medico su questi partecipanti. Cioè abbiamo scelto un gruppo di persone che faceva le sci da fondo e un altro gruppo comparabile per età, quindi stessa età, che non lo facevano, che facevano varie altre attività o non facevano niente, anche qualcuno sedentario. Ecco. Li abbiamo confrontati facendo gli stessi esami prima e dopo e confrontati tra di loro anche con esami complessi. Per esempio abbiamo dosato i gas nei bronchi e abbiamo visto che c'è stato un 38, 40%, quindi quasi 40% di miglioramento in chi faceva sci di fondo, sia a livello spirometrico, sia a livello clinico, sia a livello di questi gas del respiro. Quindi diciamo... Mi diceva non solo bambini ma anche adulti. Sì. Fino a che età? Ecco, il più anziano che si è presentato domenica ha 73 anni. Sì. Quindi non è mai troppo tardi. E non aveva mai sciato. Addirittura? No, ha visto il nipote, perché tutti e due hanno problemi di respiro, ha visto il nipote e ha detto voglio fare anch'io, il prossimo anno mi iscrivo, difatti quest'anno si è presentato. Mi ha fatto molto piacere proprio. Ma senta, è consigliabile anche per le persone più in età, è consigliabile magari una visita medica prima di, no? Invece di andare direttamente sui campi da sci il problema, mettersi lì il problema non è tanto, perché per esempio chi soffre di ipertensione o di problemi cardiaci, il problema è il freddo. Quest'anno finora non abbiamo problemi. L'altro anno abbiamo avuto delle mattine in cui avevamo anche meno 12. Meno 12. Sono i momenti in cui si scia meglio, quando è meno 12. Esatto. Che la neve è farinosa. Nessuno ha avuto problemi, ho misurato anche la pressione in questo gruppo che ho partecipato, nessuno ha avuto crisi ipertensive. Il segreto è fare un piccolo riscaldamento sempre prima. Cioè non scendere dall'auto e partire, e invece scaldarsi pian piano, perché il bronco, soprattutto di chi ha problemi respiratori, è più sensibile. Si chiama iperreattivo, per cui gli sbalzi di temperatura lo irritano. Quindi se invece si scalda pian piano, poi sopporta anche queste alte temperature. Quindi per chi ha problemi cardiovascolari è bene anche fare indicato. Che cosa? Allora, prima fare una visita sicuramente, fare la visita e poi affidarsi a un gruppo, non partire mai da soli, almeno all'inizio, e sarebbe anche dopo meglio stare in gruppo. Di solito sono piccoli gruppetti, perché non è come lo sci di sera che si sta tutti assieme, ma ci si diluisce. Ecco,
in base alle possibilità e in base anche a uno quello che vuol fare. E quindi stare in gruppo e riscaldarsi pian piano, questo è il segreto. Quindi grandi benefici, adesso continuate con il corso tutte le domeniche. Le domeniche per un mese il corso e poi ogni domenica andiamo in una pista diversa della regione e degli stati confinanti. E beh, qui abbiamo diverse possibilità, no? Siamo fortunati da quel punto di vista lì. Sicuro, perché se non veramente. un posto è l'altro, insomma. Una volta che c'era più neve, anche qui a 25 km da Udine. A Passo Tanamea anche. A Passo Tanamea diciamo, c'è una bellissima pista, proprio anche tecnica, veramente si arrivava in mezz'ora da Udine. In mezz'ora da Udine, sì. Bene. Quindi una pratica che è consigliata allo sci di fondo. Consigliata, ma non solo per i problemi respiratori, ma anche per le varie patologie cardiache. L'ipertensione, ecco, l'ipertensione cala durante lo sci. Tutto quello che è ritmico e non richiede sforzi improvvisi, variazioni di andatura, fa bene al cuore e anche al cervello. È uscito uno studio danese proprio qualche settimana fa in cui ha dimostrato che c'è anche questo benessere del cervello, perché contrariamente a quel che si pensava, il muscolo e il cervello continuano a collaborare tra di loro. Quindi non è solo il benessere fisico che ti fa star bene, le endorfine, ma anche ci sono dei mediatori che libera il muscolo che fanno bene al cervello. Quindi è tutto legato. Dico sempre che l'attività fisica è la migliore medicina che abbiamo. E senta, anche per quanto riguarda l'apparato scheletrico, l'apparato muscolare, giusto. perché se uno ha problemi, artrosi, no? Quando comincia ad avere una certa età ha dei problemini. Esatto, anche questo, abbiamo proprio domenica 2 persone che hanno una grave artrosi, uno se lo vedete camminare e vedere come andava con gli sci, bene, quindi diciamo non ci sono limitazioni per nessuno. Bene, dottor Canciani, siamo già giunti al termine della trasmissione. Io spero di averlo nostro gradito ospite ancora. Chiudiamo questo inno, concedetecelo allo sci di fondo. Perfetto, grazie. Grazie dottor Canciani per essere stato con noi, grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family, salute e benessere. Ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.